Ben ritrovati dalla redazione. Incidente frontale sul vallone lungo il rettilineo di Merna. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera. Su una delle due auto coinvolte, una Lancia Y diretta verso Monfalcone, viaggiavano due ragazze. Sull'altro veicolo un Audi Q5 con targa slovena, una famiglia di 5 persone con una donna incinta. Fra loro 3 bambini dai 9 ai 12 anni con lesioni. Tutte le persone sono comunque rimaste coscienti. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, oltre all'ambulanza di Asuggi, l'automedica della Croce Verde di Gorizia, 2 veicoli dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Il tratto di strada è stato a lungo chiuso. Un giovane motociclista di 18 anni, residente a Savogna di Sonzo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Fratelli Russiana a Gorizia, rimanendo ferito, ma fortunatamente da quanto si è preso senza serie conseguenze. Stava viaggiando in direzione Trieste a bordo della sua moto, un modello da cross di 125 cm3, quando all'altezza del negozio e mobilificio arredamenti Bolteri si è scontrato con un furgone Fiat Ducato rosso guidato da un uomo. Ha perso il controllo, poi l'auto è fuoriuscita e si è ritrovata cappottata sul fianco, incastrata nell'abitacolo. La Fiat è carambolata fuori strada intorno alle 18 di ieri sera. I fatti si sono verificati in via Cotonificio a Martignacco. La conducente è stata estratta dai vigili del fuoco che l'hanno tirata fuori aprendosi un varco con cesoie e divaricatori nella lamiera. Una volta all'esterno, la donna ancora cosciente è stata affidata al personale sanitario. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale toccherà alla polizia locale intervenuta per quanto di competenza far luce. I difensori di Sebastiano Visintin depositeranno in Cassazione un atto di impugnazione dell'ordinanza della GIP Flavia Mangiante, che fissa per oggi alle 15 l'udienza di un incidente probatorio, disponendo in quel contesto di effettuare accertamenti chiesti dall'accusa. L'istanza della difesa rispetto a una perizia medico-legale è stata invece rigettata. Secondo il ricorso degli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, questo accertamento si porrà in sede di eventuali rinvii a giudizio come passaggio preliminare ed essenziale di ogni successivo snodo probatorio, e nell'ambito di tale prevedibile sviluppo doveva muoversi il GIP, indica Paolo Bevilacqua, per discernere tra opportunità o meno di anticipare il conferimento dell'incarico della perizia medico-legale rispetto al processo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche, probabili rovesci temporali, possibile qualche temporale forte, poi relativo miglioramento. Dal pomeriggio ancora tempo instabile, oggi con piogge e qualche temporale che partendo dalle prealpi si sposteranno verso sera anche su pianura e costa. Temperatura sotto la norma, sulle vette più che alte attorno ai 2500 metri circa, possibile la neve. Temperature minime in pianura e sulla costa fra 14 e 18 gradi, massime ovunque fra 22 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FEVUGI Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.